Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, come detto ieri, ci sono importanti novità per quanto riguarda sia Di Lorenzo e sia Kvaratskhelia. Ma per prima cosa, mi raccomando, il tasto like e il commento perché sono fondamentali. Detto questo, vi ricordo che in descrizione trovate il canale Telegram, anzi il gruppo Telegram, quello è gratis, vi potete iscrivere. Poi se volete sostenere il canale vi potete abbonare tranquillamente da 99 centesimi. Detto questo, andiamo a parlare proprio sia di Kvara prima e poi dopo di Di Lorenzo, visto che ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda proprio Kvara, ma anche Di Lorenzo, perché oggi si è lasciato un pochino andare il capitano azzurro. Partiamo, allora io ieri avevo parlato di questo viaggio in Germania, sia di Manne sia di De Laurentiis, in coppia, per andare a parlare proprio con gli agenti di Kvara. Bene, dice Gianluca Di Marzio, viaggio positivo, quello del Napoli a Düsseldorf. Per Kvaratskhelia, De Laurentiis, Schiavelli e Manna hanno ribadito al procuratore e al calciatore la centralità nel progetto. Il georgiano è ben disposto, capito? È ben disposto, ragazzi. Quindi Kvara, con un giusto adeguamento di contratto, potrebbe rimanere al Napoli. Io già ve lo dissi quando c'è stata la conferenza stampa di Conte, che Conte lo disse, ragazzi, da qui non si muove nessuno. Qui comando io. Ho un veto con la società. Decido io chi parte e chi deve rimanere. E per me Kvaratskhelia e Di Lorenzo non si muovono da Napoli. Poi quegli altri, naturalmente, dovesse arrivare una mega offerta anche per Lobotka, per Anghissà e altri giocatori, il Napoli si guarderà intorno, ragazzi. Questo è normale. L'unico veto non messo da Antonio Conte è quello di Victor Osimhen. Ma poi ci arriveremo anche su Victor, anzi, andatevi a recuperare il video che è uscito oggi verso le 3, così capite tutta la situazione di mercato. Di Lukaku, di Osimhen, così capite per bene, senza che vi sto a fare un altro video che è simile a quello di prima. Detto questo, continua Gianluca Di Marzio e dice: c'è distensione e fiducia con la promessa di sistemargli il contratto. Non è ancora chiuso nulla, ma è solo un primo passo. Quindi Gianluca Di Marzio sostanzialmente cosa dice? Dice che Kvara è disposto a sentire il Napoli, di sentire la proposta del Napoli, e lui è anche ben disposto a chiudere questa trattativa. Però naturalmente bisogna aspettare gli europei. Perché bisogna aspettare gli europei? Perché l'ha detto lo stesso Kvara, ragazzi. Kvara l'ha detto, io devo pensare alla nazionale in questo momento. Per ora è più importante la nazionale del mio contratto. E quando ho sentito alcuni tifosi napoletani lamentarsi su questa cosa, no? Lo deve dire ora. Ragazzi, voi dovete pensare che noi abbiamo vinto lo scudetto. Ecco, lui sta vivendo la stessa gioia che noi abbiamo vissuto vincere quello scudetto. Lui sta provando la stessa sensazione, ma lui ora in questo momento con la sua Georgia è in paradiso. Ragazzi, è questa. Comunque Niccolò Scira a TV Play dice: De Laurentiis sta facendo di tutto per trattenere Kvara al Napoli. Il Paris Saint-Germain però è pronto a offrire cifre impossibili per il club partenopeo. Luis Enrique considera il georgiano una prima scelta, e questo, ragazzi, lo sappiamo tutti. Alfredo Pedullà dice: Kvara, il Napoli ha offerto 4 milioni più bonus a salire. Si può chiudere a 5 più bonus con una clausola non da 100 milioni a partire dalla prossima estate. Serviranno altri incontri, ma ora il Napoli corre secondo le indicazioni di Antonio Conte. Ragazzi, io ve l'ho detto, qui decide, è brutto dirlo, ma qui decide Antonio Conte, non decide più Aurelio De Laurentiis. Qui decide Antonio Conte. E qui quando io vi dico che serviva questo allenatore, serviva prima un allenatore così con le palle, De Laurentiis se ne è accorto oggi. De Laurentiis ha capito che uno come Spalletti che ti sapeva gestire benissimo lo spogliatoio, ma dall'altro lato c'è uno che ti può gestire benissimo lo spogliatoio e benissimo anche la società, i calciatori, i procuratori. E quindi, ragazzi, De Laurentiis finalmente ha aperto gli occhi,
Poi stavamo dicendo di Di Lorenzo. Perché io vi ho parlato di Di Lorenzo? Perché dice Gianluca Di Marzio, Di Lorenzo resterà a Napoli e le incomprensioni con la società saranno chiarite in maniera definitiva e ufficiale. Avevamo sentito parlare anche chi è che aveva parlato così? Non mi ricordo, forse di Lorenzo che disse dobbiamo aspettare, parleremo dopo. Vabbè, parleremo dopo le europee. Ah, forse Giuffredi che disse ma faremo una conferenza stampa dove diremo come mai vogliamo andare via da Napoli. Secondo me questa conferenza stampa non ci sarà questa conferenza stampa a meno che Di Lorenzo non abbia questo rinnovo contrattuale o queste divergenze, perché sento alcuni tifosi dire ma perché dobbiamo dare un ingaggio più elevato a Di Lorenzo visto che è stato rinnovato da poco, se no facciamo il gioco di Giuffredi. E anche questo è vero, ragazzi, il Napoli non è che tutte le volte può stare dietro a Giuffredi e tutte le lamentele dei suoi giocatori noi dobbiamo andare lì e pagargli un aumento di contratto. Non funziona così, ma assolutamente non funziona così, e ci hanno ragione i ragazzi. Però vi stavo dicendo perché c'è quest'area di disgelo, secondo me, fra il Napoli e Di Lorenzo, perché Di Lorenzo, il Napoli, avete visto, ha fatto le storie Instagram sul proprio profilo Instagram naturalmente, ma le potete vedere anche su Facebook, penso siano collegati i due account. E nella foto, nel video di presentazione di Antonio Conte è spuntato un like. Ragazzi, questo like, che se riesco ve lo metterò qui a schermo, non lo so se ci riuscirò, anzi ve lo faccio vedere così faccio prima. Questo like è il like del capitano Di Lorenzo, ragazzi. Di Lorenzo, se voi andate a seguire tramite Instagram, ha lasciato un mi piace alla storia con Antonio Conte che lo dichiara incedibile, ragazzi. Quindi a questo punto, ecco, sì, ve lo faccio vedere anche meglio, eccolo qui, Di Lorenzo 22, eccolo qui, è lui, sì è lui. Quindi ecco, la pace è fatta, secondo me, la pace secondo me è fatta, perché questo like un po' furtivo, un po' a nascondere tutte queste cose, e poi sulle dichiarazioni di Conte che lo dichiara incedibile. Quindi ecco, secondo me il Napoli sta andando verso la strada più giusta, ovvero riconfermare i due giocatori e andare a costruire un Napoli anche futuro, diciamoci la verità, con Kvara e altri giocatori, addirittura allora, tutte le volte che lo devo dire a voce mi sbaglio, poi quando lo penso in mente lo dico giusto, è una cosa incredibile. Comunque Mika Tauze, l'attaccante della Georgia, ha parlato ai microfoni, ma non so di quale emittente, forse un'emittente georgiana, e ha detto mi piacerebbe tantissimo giocare in Italia con Kvaratskhelia, magari, lui dice. Quindi ecco, anche Mika Tauze ti può dire perché andrei a giocare in Italia giocheresti in Italia con Kvara, e lui dice mi piacerebbe tantissimo, magari. Quindi sono tutti indizi di mercato, ragazzi, che uno li deve andare a scovare questi indizi di mercato, perché mi sembra anche giusto, perché bisogna andarli a cercare. E qualcuno mi dice ma tu di qua, gruppo Telegram, trovate Napoli Hub, notizie H24 sul Napoli, trovate il gruppo Telegram, ragazzi, trovate di tutto. Eccolo qua, questo è il gruppo Telegram Neapolis YouTube, Neapolis YouTube. E allora siamo 1064 membri. Se vi volete iscrivere è gratis, non vi preoccupate. Comunque, detto questo, ultima che è uscita alle ore 15:35, io questo video lo sto registrando alle 4:30, quindi poi uscirà questa sera alle 18, quindi ci saranno di sicuro ulteriori aggiornamenti di mercato, però l'ultimo aggiornamento di tutto il mercato web è quello di Meret. Meret resta prossima settimana incontro con gli agenti per il rinnovo contrattuale. L'attuale in scadenza il 30 giugno 2025, ma c'è la volontà del giocatore di rimanere in azzurro. Queste erano, ragazzi, le news di oggi che ne abbiamo 28, venerdì 28 giugno, siamo quasi a luglio-agosto, è quasi finita la stagione, e meno male, perché sinceramente bella la stagione, l'estate, a mare,
Però io uno che lavora davanti al forno, è meglio che la stagione finisce, ci facciamo l'inverno che tornano le temperature -2, -3, -5 e stiamo a posto. Detto questo, iscriviti al canale, fammi sapere la tua, voglio sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, il tasto like e il commento in descrizione, il gruppo Telegram, trovate tutto in descrizione. Detto questo, se volete sostenere il canale vi abbonate, se non volete basta l'iscrizione. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao e you!